storia di Petru di Maria Gemma Bonanno. Ho conosciuto Petru al doposcuola dalla professoressa Teresa che abitava vicino casa. Petru era un bambino più grande di me di un anno. A quei tempi la povertà era evidente e non si poteva nascondere. Petru vestiva con una canottiera di un colore indefinito e aveva i pantaloncini corti, anch'essi lisi e rattoppati. Le sue mani erano quasi sempre nere e sporche e i pantaloncini erano sostenuti da una sola bretella. Era il 10° figlio di una famiglia povera. La loro abitazione era una sola camera. Quando veniva dalla professoressa aveva soltanto i capelli pettinati con una riga e l'acqua aveva fatto il resto. Petru non portava scarpe, aveva deciso che era più comodo senza e quando correva si dava pacche sul sedere. Il suo grido di vittoria volava, era il nitrito di un cavallo. Un giorno una ragazzina, stupida e alquanto cattivella, pensò di tagliargli l'unica bretella dei pantaloncini con le forbici che erano in un cestino posato su di una sedia, il cestino dei rammenti della mamma della professoressa Teresa. A quel punto i pantaloncini vanno giù e il povero Petru rimane con le mutandine sporche e rattoppate. Alcune bambine erano a ridacchiare in un angolo e io rimasi malissimo. Volevo bene a Petru perché mi confidava le sue sofferenze. In un attimo lui si alzò i pantaloncini e raccolse i suoi giochi, la papera di legno e la paperella più piccola, un tubo per tirare i cartocci, giochi maschili di un tempo e qualche pallina di vetro colorato. Scappò via come un lampo, mi affacciai al balcone e lo vidi correre. Continuando a nitrire si attaccò al tram che passava e non lo vidi più per un po' di tempo. Al doposcuola non tornò più. La sua mamma, che lavava la biancheria alla professoressa, spiegò che eravamo stati cattivi e lui non voleva tornare più. La professoressa Teresa mandò via la bambina che aveva tagliato la bretella e tutti scordarono Petru. Un po' di tempo dopo, come ogni mattina, suonarono alla porta di casa mia. Il ragazzino che portava il pane, con mia meraviglia, era Petru. Con una cesta sulle spalle disse: «Pane caldo caldo, signorina». Ero emozionata e gli chiesi che fine aveva fatto. Lui mi spiegò che faceva il garzone del panettiere della piazza di San Cristoforo e che aveva lasciato la scuola per imparare il mestiere di panettiere. Mentre parlava era felice e mi diede le pagnotte calde. Poi scappò via come era sua abitudine, ma stavolta non correva come un cavallo, troppo pesante il cesto per la sua piccola età e forse aveva anche paura di scivolare perché era sempre scalzo. Nel 1959 con la mia famiglia siamo andati ad abitare in un altro quartiere e non lo vidi più. Seppi in seguito che era diventato socio con il suo padrone. Nel 1966, in un giorno di sole, decisi di andare a fare vedere ai miei 2 bambini, Orazio ed Antonio, la casa dove ero nata. Con l'autobus andammo. I bambini erano felici per questa bellissima idea. Durante il cammino descrivevo le cose che ormai non esistevano più. Arrivammo al numero 10 e guardammo tutti e 3, con il naso in su, il balcone al primo piano. Una signora si affaccia e mi domanda incuriosita se cercassi qualcuno. La mia fu una richiesta insolita, mi venne il coraggio e chiesi il permesso di visitare almeno la camera dove ero nata per mostrarla ai miei bambini. La signora subito ci invitò a salire e così rividi la camera con gli angeli. I miei figli mi facevano 1000 domande, ma ero presa dalla malinconia. Così salutammo e andammo via. Con i piccoli andai alla vecchia drogheria in via Plebiscito e la signora, ormai anziana, dai capelli tutti bianchi, mi riconobbe e raccontò ai miei bambini quanto di corsa andavo a comprarmi le gomme da masticare.
poi ad un tratto mi sentii chiamare Maria Gemma. Nessuno mi chiamava più così, ormai ero soltanto Gemma. Mi girai e vidi un ragazzone alto e robusto vestito da militare. Non lo riconobbi subito, ma gli occhi erano quelli di Petru, e allora un fiume di parole in dialetto scaturì dalla sua bocca. Era sposato, non aveva figli e la moglie era la figlia del panettiere. Mi disse prima di lasciarci che se avesse avuto dei bambini li avrebbe fatti studiare in una buona scuola. Baciò i miei piccoli e mi abbracciò forte forte e poi all'orecchio mi sussurrò: tu sì che mi volevi bene, io lo so.